Entusiasmante, curioso, spumeggiante, strabiliante, bellissimo, mondiale, molto divertente, magnifico, strepitoso, ogni anno sempre più bello, sempre più innovativo, sempre più cose belle da vedere e da poter assaggiare. E poi si potrebbe aggiungere frizzante, glamour, pieno di stile. Atmosfera allegra e rilassata tra i padiglioni, visibile soddisfazione di visitatori ed espositori in tutti i 4 giorni di apertura. Anche in questa sua 48esima edizione, che si è tenuta in Fiera Verona dal 6 al 9 aprile, Vinitaly ha centrato il bersaglio, confermando di essere capace di reinventarsi anno dopo anno in maniera originale, di comunicare il vino come nessun'altra vetrina al mondo. Mentre i saloni di settore, anche in altri comparti, pian piano si ridimensionano e la comunicazione dei prodotti trasmigra sempre di più online, Vinitaly afferma la sua unicità, incrementando del 6% il numero di visitatori rispetto al 2013, arrivando a sfiorare quota 155.000 presenze, di cui 56.000 buyer stranieri. Numeri da record che ne fanno non solo la principale piazza d'affari internazionale per il vino, ma un vero e proprio fenomeno di costume. E tra le regioni presenti un ruolo di primo piano è stato giocato proprio dal Veneto, padrone di casa. 9 milioni di ettolitri di vino, 28.000 imprese che operano nel settore vitivinicolo, un mercato che guarda sempre più all'export. Siamo vocati ma anche costretti ad esportare, proprio perché è fondamentale conoscere e capire e soprattutto far apprezzare i nostri prodotti. In questo senso la strada è ormai tracciata, la Regione sta veramente appoggiando e assecondando le strategie delle imprese per guardare all'estero, ai mercati, ai grandi mercati, sia quelli consolidati sia i mercati emergenti, che sono la chiave di volta per il successo di un Veneto enologico che è veramente all'avanguardia. I produttori veneti sono apprezzati in ogni angolo del globo per l'altissima qualità del loro vino, e anche quest'anno 4 aziende hanno conquistato la medaglia d'oro al concorso enologico internazionale di Vinitaly, una delle competizioni più selettive a livello mondiale. Come da tradizione, i titolari hanno impresso il calco delle loro mani in quadri di terracotta che sono rimasti esposti negli spazi istituzionali della regione durante tutto il corso della manifestazione. Noi cerchiamo di interpretare al meglio quello che è la nostra azienda, il territorio e anche l'annata stessa che ci arriva. Una grande soddisfazione e una grande opportunità, nuova opportunità per far conoscere la nostra azienda. Siamo veramente soddisfatti, siamo veramente contenti e speriamo che sia l'inizio, ma soprattutto l'esempio per tanti altri produttori come noi che hanno investito, che si stanno adoperando nel nostro territorio affinché possa essere conosciuto e riconosciuto grande nel mondo. E non è mancato neanche il ricordo del vino degli avi. Grazie ad un'iniziativa di Veneto Agricoltura sono stati portati in degustazione alcuni vecchi vitigni che si sta cercando di recuperare. Sono la Pinella, che si trova nei Colli Euganei, ancora presente ed è autorizzata. Queste sono tutte varietà autorizzate, non con pochi ceppi, ma con qualche azienda che ancora ne mantiene una certa quantità. La Pedevenda, che malgrado il nome che ricorda il Montevenda, invece è autorizzata nella zona di Breganze. Questi due metodi sono due metodi Charman, quindi due spumanti. Questa invece è una Pedevenda con metodo classico, quindi con metodo champagne. Questo qui è una Pavana, che è una varietà diffusa ancora nella zona del Bellunese, nella Val Belluna, e una volta ne è stata la bandiera, infatti era chiamata Nera Gentile, e durante specialmente il periodo austro-ungarico ha avuto un grossissimo successo. E l'ultima invece è un po', qui devo ancora comunicarla perché è una novità assoluta, e cioè nelle varietà ci sono appunto queste vecchie varietà, ma esiste anche una novità nelle varietà che voi avete mai sentito nominare come varietà robuste o resistenti alle malattie. Questa è una piccola chicca, è un prodotto derivato da uno di questi vitigni che appena adesso cominciano ad avere sperimentazione. L'abbiamo messa in questa degustazione per stimolare un po' l'appetito e quasi quasi mandare l'argomento per il prossimo anno. Infine la solidarietà. Accanto a tutte queste aziende
fermate hanno fatto bella mostra di sé le bottiglie decorate a mano dei ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down della Marca Trevigiana. Siamo presenti al Vinitaly con il nostro Raboso Piave, il rosso dell'amore, come l'ha battezzato proprio una ragazza della nostra associazione. E persone con sindrome di Down di ogni età raccolgono l'uva, vinificano, spremono il vino, imbottigliano e soprattutto disegnano le etichette a mano che poi vengono numerate e proposte ai donatori che incontriamo al Vinitaly. Alle mie spalle ci sono gli artisti e le loro bottiglie di questa nuova edizione che ci servono per aiutare l'associazione ad andare avanti con i nostri progetti.